Sardegna si parte, si va a esplorare tra luoghi nascosti da raccontare, avventure, sorrisi e tanta energia. Con i Family in Explorers ogni giorno è magia, ormai è magia. La Sfinge del Sinis si riferisce a una suggestiva formazione rocciosa naturale, situata lungo la costa della penisola del Sinis, in Sardegna, vicino all'antica città di Taros e alla spiaggia di Isarutas. La roccia ha una forma particolare che, vista da una certa angolazione, ricorda il profilo di una sfinge, con un corpo leonino e una testa umana. Si ritiene che la formazione sia il risultato dell'erosione naturale del vento e del mare su una parete di un'antica cava, che ha modellato la roccia calcarea nel corso dei secoli. Ma c'è anche chi ritiene che sia un'antica costruzione nuragica,